Che bello, con questa piccola Hyundai Bayon adesso andiamo a fare la salita del Cividale Castelmonte. Hyundai è un marchio bello per le strade di montagna e per i rally, giusto? Mettiamo modalità sport. Visto che qua ce l'abbiamo, abbiamo Eco, Normal e Sport. Noi scegliamo Sport perché andiamo in salita. La nostra piccola Hyundai, piccola per motore 1000, 3 cilindri, a 80 cavalli di potenza, quindi però sono convinta che su queste strade ci divertiamo. Dai, proviamoci. Beh, è divertente, no? Sì, sembra una motorizzazione molto più grossa. È bravissimo questo 1000. Bene, rallentiamo perché arriviamo in paese. E ci stiamo avvicinando a Castelmonte, dove troveremo il famoso santuario che è meta dei pellegrini. Beh, possiamo dire che la Hyundai Bayon è una macchina adatta a questa strada e ci stiamo divertendo. È divertente da guidare pur essendo compatta perché è più piccolina anche della Kona. Sullo sfondo del santuario di Castelmonte, alle nostre spalle, passiamo a guardare gli esterni della nostra bellissima Hyundai Bayon. Dal suo colore grigio, chiaro chiaro, quasi madreperlato, quasi bianco, possiamo vedere che le linee sono splendide, molto filanti, lunga 4 metri e 13, larga 1,65, è davvero un veicolo stupendo. Compatto ma comodo e spazioso all'interno, molto performante, divertentissimo da guidare con il suo motore, come abbiamo già detto, particolari, vediamo cerchi da 17 pollici che fanno anche la loro figura dal punto di vista estetico, 2 porte, l'accessibilità a bordo è veramente molto ampia, molto comoda, i materiali all'interno sono stupendi, molto ben rifiniti, la spaziosità è incredibile. Quindi adesso che siamo saliti e ci siamo divertiti a guidare, cosa possiamo fare se non prendere l'altra strada e dal santuario discendere e divertirci ancora a guidare questo piccolo bolide? Beh, questa discesa è bellissima da fare con la Hyundai. È splendida, sì, veramente. Guarda che paesaggio che abbiamo davanti.